Buona giornata a tutti dal Foro Italico, sono in compagnia di un personaggio davvero importante per quanto riguarda il tennis qui romano ma anche internazionale, Marco Podda, che è il responsabile dei campi qui del Foro Italico. Buona giornata a te Marco. Grazie, anche a te Renato. Allora Marco, intanto da quanti anni sei sardo, nato a Capoterra se non ricordo male, poi trasferito a Roma, giusto? Capoterra, perfetto. Ecco, quanti anni vivi qui a Roma? Diciamo a Roma da sempre, mio padre mi ha portato a Roma che avevo 8 mesi. 8 mesi, quindi sei diciamo romano ormai. Sono legato alla mia terra. Esatto, a pieno titolo, però ami la Sardegna, no? Io e te ci siamo conosciuti nella scorsa stagione, così quasi per caso. Io sono venuto qui come sempre, sono un amante del tennis, come tu sai. Gradevole sorpresa. Sì, è stata una gradevolissima sorpresa, ci siamo parlati così lì nel circolo e insomma è nata questa grande amicizia, mi fa davvero molto molto piacere. Insomma, parlaci un po' di questi campi. Questi sono campi che diciamo vengono utilizzati tutto l'anno perché il circolo ha dei soci, abbiamo circa 200 soci e durante l'anno ci giocano loro. E diciamo intorno alla metà di febbraio cominciamo a prepararli per gli internazionali di tennis che si giocano a maggio come tu sai. Sì. E, diciamo cominciamo sempre con il campo centrale che è il campo principale, a scendere con il Pietrangeli ai campi secondari. Diciamo arriviamo a 20 giorni, 15-20 giorni all'inizio del torneo, quei campi già sono tutti pronti e abbastanza veloci. I giocatori vogliono giocare tutti su una terra veloce. Ecco, Marco tra l'altro cura al meglio questi campi in terra rossa, sono tra l'altro i campi che io preferisco quando giocavo a tennis da ragazzino, mi è sempre piaciuto giocare sulla terra rossa. Insomma, che effetto fa vedere questi grandi campioni da vicino, Marco? Ma diciamo che adesso li conosco un po' tutti da diversi anni, conosco Federer da quando era cominciato a giocare, Natale uguale, Djokovic con cui ho un buonissimo rapporto. Diciamo adesso non è che mi fa molto più senso come faceva i primi anni quando sono entrato a lavorare qua. Insomma, e parliamo anche di un grandissimo campione, veramente io l'ho visto anche da poco in Rai, parlo di Adriano Panatta. Tra l'altro mi dicevi poco tempo fa è stato consegnato proprio ai 4 moschettieri, Panatta, Barazzutti, Zugarelli e Bertolucci, proprio il collare d'oro dal presidente del CONI, no? Sì, qui. Sì, è sempre una bella emozione quando uno incontra Adriano, insomma, perlomeno a me mi emoziono sempre, anche se lo conosco da moltissimi anni. È stato davvero un grandissimo perché tecnicamente era fortissimo, ha battuto tutti i più grandi giocatori. Tutti, da Borga a Connors a Villas, li ha battuti tutti, McEnroe, tutti quanti li ha battuti. Forse lui stesso lo ha detto, insomma, se si fosse allenato un po' di più, fosse stato più rigoroso, poteva diventare davvero il numero 1 al mondo. Sì, bravissimo, perfetto, e poteva vincere il doppio di quello che ha vinto. Peccato davvero, ma comunque lo ricordiamo come un grandissimo campione, il più grande campione del tennis. Non me ne voglia ovviamente il grande Nicola Pietrangeli, che è stato il capitano, non giocatore, di quella formazione che vinse la Davis. Era un'altra era, quando giocava Nicola era un'altra era, quando giocava Adriano ci stavano giocatori che, come tu sai, più forti, più come McEnroe, come Borg, che allora era una schiacciasassi. Sì, era una macchina completa del tennis. Ecco, parliamo un po', questi giocatori tu li vedi, tra l'altro parlo di Pietrangeli, viene spesso qui al circolo, no? Sì, quasi 2 o 3 volte a settimana li vedo, vengono a pranzo al circolo. Anche Lea Pericoli? La Pericoli la vedo un po' poco perché lei vive a Milano, però sì, l'ho vista circa 2 mesi fa quando hanno fatto un torneo di beneficenza. Tra l'altro abbiamo il presidente sardo della federazione tennis, Angelo Binaghi, che è stato un buonissimo giocatore, sì, no? Buonissimo giocatore, magari più di doppio che in singolo. Più di doppio che in singolo, insomma. Cosa mi puoi raccontare, un aneddoto per quanto riguarda gli internazionali che ci saranno nuovamente qui a maggio nel 2019? Spero di esserci, Marco. Una volta per asciugare il campo centrale ci fecero buttare della benzina. E come mai? Su consiglio di Gianni Clerici. Mettete la benzina e purtroppo devo dire che non fece effetto. Era un quarto di finale, giocò Yannick Noah, giocava, se non ricordo male, contro l'El. Grandissimi campioni. Però non fece effetto perché anzi peggiorammo la situazione, perché tutte le righe che tu vedi bianche diventano tutte grigie, nere. E quando innaffiate il campo si rischia un po' magari di innaffiare un po' troppo e creare qualche disagio ai giocatori? Durante l'internazionale hai pochissimo tempo, hai una frazione di secondi e devi essere perfetto.
Anche perché si arrabbia. No, a parte che si arrabbiano i giocatori, poi c'è la diretta televisiva. Ah, c'è la diretta televisiva. In pratica in 2 minuti devi fare il campo, tappeto, righe e acqua. Sì, da poco tra l'altro ho visto un tuo, forse non conoscevi nemmeno tu, quel filmato di una televisione, non so se era Sky o la Rai, che ti riprendeva in pieno mentre agli internazionali stavi innaffiando il campo. Credo che sì, era Sky, era sì. Sì. Anche io non l'ho visto subito, l'ho visto dopo. Ti ha ripreso in primo piano. Grandissimo Marco Podda, insomma, che conosce tutti i segreti, ovviamente non possiamo svelare tutto in questa breve intervista, però davvero Marco ti faccio i miei complimenti perché sei un grandissimo, sei un sardo tosto che vive a Roma, sei fatto la tua strada qui al Foro Italico e davvero da parte mia grandi complimenti. Grazie a te Renato. Grazie di cuore. Grazie Marco.